è finito, dobbiamo caricarci del no al ponte mettendocelo sulle nostre spalle, come nella mitologia con la pesce regge una delle tre colonie della Sicilia. L'opposizione all'inizio dei lavori la dovremo fare noi che viviamo questo territorio e la dovremo fare presto. Questa terra è la nostra terra, no ponte mai! Allora, per il WWF nazionale interviene Maggini, vice segretario nazionale. Buonasera a tutti, io intanto volevo ringraziarvi. Manifestazione contro il ponte sullo stretto di Messina, oggi a Messina, 8 agosto 2009. Migliaia di persone hanno sfilato per la città di Messina per manifestare contro la costruzione di questo mostro che dovrebbe sconvolgere, che sconvolgerà il territorio messinese senza concludere alcun vantaggio per il popolo siciliano. Questo ponte che tutti sanno che non si può costruire ha messo in moto una colossale montagna di soldi. Su questa montagna di soldi si stanno fiondando tutti gli sciacalli e gli squali del paese, di questo bel paese. Messina sarà devastata, sarà deturpata definitivamente nell'angolo più bello e più suggestivo del pianeta, là dove Scilla e Cariddi si guardano, là dove ogni 6 ore la corrente del mare cambia, dal Tirreno va nello Ionio e dallo Ionio passa nel Tirreno, un fenomeno naturale che rischia di essere stravolto dalla presenza di un gigante colossale, 100 metri più alto della Torre Eiffel. Eccoci qua a Messina oggi per combattere contro questa condanna a morte del territorio e dell'isola intera.